quale aspetto della sua eredità di città murata rivive nel presente di Cittadella? L'aspetto che si rivive a Cittadella è sicuramente l'aspetto dell'epoca medievale. La cinta muraria che avvolge la città contribuisce con forza a questa unicità. Inoltre lo stesso nome Cittadella significa luogo fortificato circondato da mura. Le mura di Cittadella sono l'elemento che al meglio caratterizza il borgo cittadellese, che presenta comunque degli aspetti diversi rispetto all'epoca medievale, perché diversi edifici sono stati costruiti più tardi. Per esempio Palazzo Pretorio ha subito delle modifiche nel 1400, mentre il Duomo cittadino è stato ampliato nel 1700. Altri edifici sono stati costruiti ex novo, come il Teatro Sociale, che risale all'Ottocento. Come ho detto, però, sono le mura di Cittadella il punto focale, il punto più interessante della nostra città, e con esse noi cittadellesi ci identifichiamo. Originariamente però non avevano lo stesso aspetto che hanno oggi. Come possiamo vedere da questo modellino, il colore era diverso. Oggi è un color rosso mattone, tipico appunto del materiale con cui è stata costruita. Originariamente invece era coperta di un sottile strato di intonaco bianco. Questo serviva per due motivi. Il primo era che il bianco rifletteva benissimo la luce, quindi era facilmente visibile a chilometri di distanza. Allo stesso modo, come si vede dal modellino, le pareti erano molto più lisce rispetto ad oggi, e questo ha permesso ai soldati di difendere al meglio la città. Infatti, nell'eventualità che un nemico volesse scalarla, non aveva appigli, quindi era impossibile raggiungere la cima. Un'altra differenza invece è il fossato interno. Anche questo oggi non esiste più, però a quei tempi era un ulteriore punto di difesa, un ulteriore elemento di difesa. Quando c'erano gli assedi, i cittadini entravano all'interno delle mura e trovavano cibo, acqua e riparo, quindi attendevano la fine dell'assedio in totale comfort, potremmo dire. L'ultima differenza è appunto questo camminamento ligneo che si trova a 8 metri d'altezza. Oggi non esiste più, perché il camminamento che fanno i nostri visitatori è ai 15 metri, quindi quello da cui le guardie svolgevano la funzione di controllo. Però questo serviva appunto sempre per le guardie per raggiungere la superficie. Per quanto riguarda il legame quindi con l'aspetto medievale del loro passato, i cittadellesi non vantano solo la presenza delle mura nella loro città, ma anche diverse manifestazioni che rievocano la vita a quei tempi. La prima manifestazione avviene il quarto weekend di settembre ed è organizzato dall'associazione Arme, Dame e Cavalieri. Si tratta della rievocazione Voci dall'Evo di Mezzo, e quindi volta a riproporre scene tipiche della cittadella medievale, quindi con villaggi, scene di vita del villaggio medievale, taverne per il ristoro dei visitatori, scene militari, accampamenti militari, e addirittura si può assistere a un spettacolo di falconeria. Un'altra manifestazione che ha luogo a Cittadella, sempre legata al Medioevo, è la Fiera Franca. Questa ha luogo la quarta domenica di ottobre e propone bancarelle, giostre, ma anche la Fiera del Bestiame, quella che originariamente era stata istituita a Cittadella nel 1221.